Buongiorno da Taglio di Po. Le giovani allieve della scuola di ballo Demis e Mara Dance, Taglio di Po, hanno conseguito due importantissimi obiettivi. A Rimini il 15 di giugno, primo classificato disciplina folk show dance e non paghe. Il 16 luglio, secondo posto nella categoria Open classe C, sempre nella disciplina folk show dance. E giustamente il sindaco Leila Malangoni ha voluto premiare sia la scuola Demis e Mara Dance e i giovani atleti che sono riusciti a raggiungere questo importante obiettivo. Perciò grazie, date lustro a Taglio di Po. E quando parliamo di emozioni io vorrei sentire i maestri, perché sicuramente il loro impegno è stato tanto, ma penso che la soddisfazione sia stata molto. La soddisfazione per noi è sempre grandissima per quello che qualunque risultato facciano loro, quindi io mi sono emozionato più di loro sicuramente in quel momento lì, perché c'eravamo anche noi che dire, le loro emozioni le abbiamo passate anche noi prima. Capisco cosa... Io so che siete bravissimi, perché quando vi vedo, guarda, mi incanto veramente, siete veramente bravi. E poi questa passione che avete per la scuola è una cosa che sicuramente dà lustro al nostro paese. Insomma, siete arrivati ai campionati italiani il 16 luglio con la medaglia d'argento. Fino adesso, oddio, è la Madonna del Carmine. Il 16 luglio è per Taglio di Po è una festa. Vorrà dire che adesso sarà per la Madonna del Carmine e per il vostro secondo posto. Che programmi hai con la scuola? Vuoi dirci qualcosa? Prossimamente abbiamo un'esibizione grande a Rosolina Paese, con dei campioni proprio. E noi a Taglio di Po quando è che potremo vederle in esibizione? Dimmi che organizziamo qualcosa. Basta organizzare, quindi... Ma tu vieni e vedrai che tiriamo fuori una data sicuramente per poterle applaudire, vederle e applaudire. E vorrei proprio ringraziare loro, perché sono sempre presenti alle nostre lezioni, si sono impegnati tantissimo, e anche i genitori che le accompagnano in qualsiasi posto, ovunque. A voi come scuola consegno questo, diciamo, un gadget, un piatto che contraddistingue i grandi che fanno parte di Taglio di Po, o chi viene a trovarci e fa qualcosa per il nostro paese. Dipinto con una visione così bella del nostro delta, ed è fatto da Gio Rosso.